prepariamo le copuletas, un dolce tipico della Sardegna e in particolare della zona centrale. Cominciamo con la sfoglia, con una farina per tutte le preparazioni 00, 500 grammi, a cui aggiungeremo poi dello strutto, 100 grammi, un pizzico di sale e un bicchiere d'acqua leggermente intiepidito. Per quanto riguarda il ripieno, ci serviranno 200 grammi di zucchero, 500 grammi di farina di mandorle grattugiate, anche un po' grossolane, non è necessario che sia proprio tritata, la scorza di un limone biologico e 2 uova. Iniziamo la preparazione della pasta versando la farina sulla spianatoia. Ok. Formiamo una fontana al centro e quindi cominciamo ad aggiungere un po' d'acqua tiepida. Nell'acqua abbiamo aggiunto anche il pizzico di sale in modo da facilitarci il compito. Ora aggiungiamo lo strutto tutto attorno. Ok. E iniziamo la lavorazione. Inizialmente con una forchetta e poi continueremo con le mani. Pian piano aggiungiamo tutta l'acqua che abbiamo messo nel bicchiere. Con calma andiamo ad amalgamare. Ora stiamo amalgamando il tutto e non è detto che tutta l'acqua debba essere aggiunta. Dipende un po' dal tipo di farina, dalla quantità esatta di strutto che è stata messa, quindi pian piano si verifica, eventualmente poi se ne aggiunge oppure si lascia nel bicchiere. Va tutto fatto in questo modo, con calma. Tanto l'impasto prende forma. Per chi già conosce questo genere di dolci, l'impasto è molto simile a quello delle pardule, è lo stesso praticamente. Quindi volendo si può anche imparare solo questo impasto e poi utilizzarlo per preparare altri tipi di dolci. Qua sembra che dovremmo aggiungere tutta l'acqua del bicchiere. Ok. Continuiamo a impastare con calma fino a ottenere un panetto omogeneo. A questo punto siamo già al 90% della preparazione, bisogna semplicemente continuare a impastare e il movimento ricorda un po' quello per la preparazione del pane. Non è un impasto difficile, è particolarmente morbido, quindi comunque bisogna semplicemente renderlo liscio. Ok, a questo punto l'impasto è lavorato a sufficienza, quindi lo avvolgiamo con della pellicola trasparente e lo lasciamo riposare per una mezz'oretta. Quindi in questo periodo, in questo arco di tempo, passeremo alla preparazione del ripieno. Ricaviamo l'albume dalle 2 uova. I tuorli non ci serviranno, li potremo utilizzare per qualche altra preparazione. Un pizzico di sale per aiutare gli albumi a montare. E possiamo cominciare con uno sbattitore elettrico. Una volta ben montati a neve ferma, cominciamo ad aggiungere i 200 g di zucchero.
continuiamo ad aggiungere lo zucchero fino a esaurire tutti i 200 grammi. E poi continuiamo a montare. Prepariamo adesso il ripieno mischiando gli albumi montati a neve con lo zucchero e con le mandorle tritate. Ok, continuo. Ok, adesso aggiungiamo un ingrediente che abbiamo deciso di aggiungere in corso d'opera, ossia un bicchierino di fileverro. Ci sta sempre bene. Ok, e quindi iniziamo a mescolare aggiungendo la scorza del limone. Poi potesse sentire il profumo di questo impasto. Mescoliamo. Ok, allora se vedete la consistenza, non so se riuscite ad apprezzarla, è simile a una sorta di crema molto densa e granulosa. Adesso non so, potrebbe assomigliare un po' all'impasto dei guefusu, ma non ne ho idea adesso onestamente perché non ricordo la ricetta, quindi adesso vediamo di preparare la spoglia e riempirla con questo ripieno. Allora, rivestiamo con della carta forno delle teglie di metallo, io ho queste teglie fatte apposta per questo tipo di preparazione, vanno bene anche quelle per la pizza. Ok? E iniziamo subito la lavorazione dell'impasto. Ci servirà un mattarello, chiaramente, stendiamo un po' di farina sulla spianatoia e iniziamo a ricavare le sfoglie. Come vedete l'impasto è abbastanza elastico, segno che il glutine si è sviluppato. Allora, non ho detto niente per quanto riguarda la spoglia, ma deve essere abbastanza sottile. 1 mm, 2 mm al massimo. Ok? Più è sottile, più è di qualità. Ok, dividiamo la spoglia in modo da facilitarci il compito e cominciamo a disporre la farcitura. Le dosi sono abbastanza generose, come vedete. Qui sono generose davvero, un po' troppo, devo dire. Vero? C'è lo spazio per fare. Abbiamo disposto una dose generosa di ripieno sopra metà della sfoglia e ora aggiungiamo la seconda. Precedentemente abbiamo diviso la sfoglia in due parti e ora andiamo a creare dei ravioloni. Il principio è lo stesso dei ravioli salati, insomma. Dobbiamo fare in modo che l'aria esca fuori e che poi l'impasto sia tutto sigillato all'interno.
Dove la... Il tutto, come vedete, è estremamente artigianale. Una volta terminate le preparazioni, facciamo preriscaldare il forno. Imposteremo 170 gradi, calore dal basso, forno ventilato. La cottura è circa mezz'ora, però comunque conviene sempre controllare perché ogni forno ha la sua caratteristica di calore. Allora, ho appena sfornato i dolci. Allora, hanno preso un po' di colore. Ecco, questo è il risultato. Non so se si può vedere. Adesso vanno cosparsi di zucchero a velo e niente, e poi serviti magari con della frutta fresca di contorno. Ok, cosparsi anche quelli di zucchero a velo. Questi hanno una forma leggermente differente, ma il risultato è lo stesso. Sono più bellini grandi, eh?